Sì. Qui Parlamento in diretta da Montecitorio, Alberto Bagnai. Nel corso poi della trasmissione sentiremo la dottoressa Marta Giuliani, la non monogamia, ci ritorniamo, e poi Francesca Musacchio perché le manifestazioni contro Israele e pro Hamas dei centri sociali, degli antagonisti, dei CARC, non è una parolaccia, sono centri comunisti, adesso non sono pratico, dopo ve lo dico, non finiscono mai. Anche ieri hanno protestato perché c'era un convegno sulla cyber security, c'era Leonardo ha a che vedere con Israele e loro hanno cercato di manifestare. E ne parleremo con Francesca Musacchio. Ma intanto la parola ad Alberto Bagnai. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, oltre la pagina. Oggi l'appuntamento ritorna ai nostri microfoni la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia, il SISP, e con lei parliamo di questa survey,
è una ricerca svolta da Ashley Madison, ve lo ricordo, è la piattaforma per incontri online che annovera 85 milioni di iscritti. Allora, il 27% degli intervistati ha familiarità con il concetto di NM, Disclosed Non Monogamy, la monogamia dichiarata, quindi non solo praticata ma anche, diciamo, adottata, militata, come, no, militata non si dice, ma una, una convinzione, non solo quindi qualcosa che magari può essere un concetto che magari qualcuno per pudore, per timore, per tanti motivi magari non dichiara. Invece il 27% lo dichiara e il 23% vi si identifica totalmente. Tra l'altro, fatemi ancora ringraziare l'ufficio stampa di Ashley Madison, molto puntuale nel fornire il materiale e nel organizzare poi queste interviste. E fatemi ringraziare e bentornata alla dottoressa Marta Giuliani. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno, grazie, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. Allora, questi dati confermano quella tendenza che noi stiamo seguendo anche grazie a queste interviste da anni, una maggior autodeterminazione, mi sembra soprattutto da parte delle donne, una presa di coscienza dove appunto ne abbiamo parlato, non stiamo discutendo di comportamenti libertini, ma di comportamenti consapevoli. Non vivere la monogamia come una costrizione, questo è il fondamento, cioè non vivere la monogamia come una mancanza di libertà, perché parliamo di sessualità, parliamo di sentimenti, parliamo di tante cose, poi lo vedremo, però fondamentalmente il rapporto, quello che riguarda queste analisi, queste indagini, mi sembra, no, dottoressa, mi sembra che lei sia anche d'accordo, riguarda la libertà, la nostra libertà con la nostra consapevolezza, che è importantissimo, bisogna essere sinceri con se stessi e dopo anche col partner, la consapevolezza e la possibilità di scelta. Poi che si parli di sessualità, si parli di sentimenti, va benissimo, ma si parte da questo. E secondo me un individuo più libero è un individuo più consapevole, quindi secondo me è una situazione migliore nei confronti della società e di se stessi. Mi sembra che sia un po' questo, no, dottoressa, la base di partenza di queste interviste. Assolutamente sì, noi come diceva lo stiamo un po' seguendo, le varie salve da Ashley Madison, ma quello che ci danno è lo spaccato di un cambiamento che non è solo sociale, è un cambiamento individuale. Sul piano delle relazioni, sul piano della sessualità, sul piano delle fantasie anche, ormai ci si avvicina sempre di più alla possibilità di esprimersi liberamente e come diceva lei una libertà individuale poi ha una ricaduta su una soddisfazione di coppia sicuramente più ampia. Quando parliamo di non monogamia parliamo di relazioni che possono essere aperte a più livelli, no? Poi lo vedremo insieme rispetto al continuo non monogamico, ma in cui c'è una condivisione col partner o con la partner, quindi vuol dire che non c'è una scappatoia dalla relazione in cui solo uno dei due partner cerca un proprio soddisfacimento, ma c'è una condivisione di intenti e di pratiche che porta alla ricerca di soddisfare bisogni da parte di entrambi. Riprendo quello che ha detto, e questo che è anche molto interessante. Non si tratta di una tendenza o di una moda. Io mi ricordo, ero ragazzino, non l'ho vissuta, dicevo in prima persona, ma vi ho assistito. La libertà sessuale degli anni 70, dopo diciamo il 68, eccetera. L'idea, francamente, era che ci trovassimo di fronte a una moda, a una tendenza. Le persone seguono, no? Un po', siamo
inutile che ci nascondiamo, un pochino pecore lo siamo, non dico che siamo pecore, ma un pochino le tendenze ci possono suggestionare. E mi sembrava che in quegli anni, difatti poi anni 80 e 90, non che siano diventati anni bigotti, ma c'è stata una consapevolezza sessuale ben diversa, mi sembra, soprattutto da parte delle donne. E adesso mi sembra che ci sia che si prosegua questo processo di maturazione e di consapevolezza. E questo credo, infatti sono anni, no? Saranno 3-4 anni che ci sentiamo, dottoressa, e ogni volta c'è un passo, uno step ulteriore. È un fenomeno che si sta consolidando e allargando, quindi non può essere una moda. E questo, ancora di più, torno a quello che dicevo prima, lo rende un fenomeno, dal mio punto di vista, per me è un fenomeno positivo, un fenomeno, persone che sono consapevoli di sé, della propria sessualità, ma del rapporto con gli altri, non possono che essere, diciamo, migliori, insomma, che avere comunque una posizione di maggior, dove potersi difendere o di potersi comunque rendere conto di quello che succede loro. E Sì, sa guardi, qual è? non Mentre, so se dottoressa, posso. mi perdoni, mi stavo domandando questo, perché io sto andando contro quello che tendenzialmente riporto in queste trasmissioni, perché generalmente parlo di società, di politica, di economia. C'è una società che si sta deteriorando. Non è che questo mondo, il mondo di Ashley Madison, sia comunque un mondo non a parte, ma comunque complementare, che non rappresenti la società nel proprio intero, rappresenta quel tipo di società magari più matura, più consapevole, che si interroga sulla propria sessualità, mentre il resto della società non so, non so se mi sono spiegato nella domanda, cioè c'è un resto della società che non segue chi si professa non monogamo. Allora, certamente Ashley Madison, essendo una piattaforma di incontri extraconiugali, ha uno spaccato specifico, però l'aspetto interessante di questa piattaforma è che rappresenta 85 milioni di persone, non rappresenta numeri piccoli. Allora, forse quello che possiamo dire è che ci sono degli spazi in cui le persone si sentono più libere di esprimere il cambiamento e degli spazi invece in cui le resistenze sociali, la paura del pregiudizio possono rendere meno aperte alcune condivisioni. Quindi non credo che stiamo parlando di due popolazioni differenti, ma della stessa popolazione. Perché qui i numeri sono veramente tanto alti, cioè 85 milioni di iscritti in tutto il mondo, vuol dire che stiamo parlando di una fetta di popolazione amplissima e un campione importante. Allora questo ci dice che dal punto di vista sociale, ma questo lo rivediamo anche in tante altre cose, io lo vedo anche nella mia pratica clinica quotidiana, quando ci sono degli spazi protetti, mettiamoli così, che possono essere protetti dall'anonimato, protetti da un legame di fiducia, a volte tutte quelle stereotipie, tutte quelle rigidità che noi vediamo nella società vengono un po' meno. Prima lei ha usato un termine, lo volevo riprendere, azzeccatissimo secondo me, quando parlava di moda. Questo è un feedback che a me spesso torna dalle persone quando parliamo dei grandi cambiamenti legati alla sessualità o alle relazioni, che sembra che siano delle mode. In realtà, quando ci sono delle grandi aperture, è vero che si registrano delle impennate di numero, ma perché semplicemente c'è uno spazio di espressione che prima non c'era. Quindi può essere letto come un fenomeno di moda, come un gruppo che segue, ma se io non mi sento comodo, facciamo l'esempio specifico di questo caso, nella non monogamia, anche se mi si apre la porta sociale della non monogamia, io non mi ci sento comodo, punto e basta, quindi so di avere una porta in più, ma non la varcherò in nessun modo. Se invece io mi sentivo costretta in una relazione che non mi apparteneva o perlomeno dove sentivo delle limitazioni, una nuova porta mi permette di esplorare un qualcosa che probabilmente era già insito in me.
Quindi, come spesso accade, quando ci sono queste grandi aperture sociali, parliamo di quelle degli anni 70, degli anni 80 o quelle che stiamo vivendo oggi, ecco che i numeri, ecco che le percentuali sulla popolazione aumentano a dismisura, ma per questo motivo. Un altro dato che può interessare, credo, no, i nostri ascoltatori, l'Italia è il paese rispetto a Germania e Svizzera più, diciamo, mi viene da dire più emancipato, una mentalità più emancipata. Eh, Questo è un dato che va letto come, dottoressa Giuliani? Allora, questo è un dato che ha particolarmente colpito anche me, perché poi, come dire, a livello sociale non sembriamo un paese rispetto ad altri che sono stati indagati, come la Germania, gli Stati Uniti, il Brasile, il Regno Unito o la Spagna addirittura, particolarmente aperto su certe tematiche. Quindi, non lo so, un'ipotesi che mi sono fatta è proprio quella del fatto che, come spesso accade, quindi ha un suo riscontro, nelle società più irrigidite su alcuni stereotipi sociali, il livello di ricerca del nuovo, di sperimentazione del nuovo è molto più elevato, proprio perché c'è un bisogno molto più forte di rompere gli schemi sociali, di rompere gli schemi rigidi. Quindi personalmente poi questo aspetto lo ritroviamo anche in tante altre cose. Se penso un dato interessante, no? Se penso durante il periodo della pandemia, l'Italia fu il paese con un tasso maggiore di apertura delle grandi piattaforme pornografiche, tanto che alcune delle più importanti avevano aperto il livello premium solo per il paese italiano. E questo è un altro dato, no? Che sembra un po' rispecchiare, cioè il fatto che nel nostro paese, dove a livello sociale gli stereotipi sono ancora tanti, legati alla sessualità, legati all'affettività, alle relazioni, il bisogno di costruire, di urlare un po', urlare tra virgolette in senso buono, no? La propria libertà si fa più forte. Tanto mi ha colpito anche il dato sulla monogamia. Un quarto delle donne, qua 23%, e un quinto dei maschi, 19%, dichiarano di averla provata, ma di non essercisi trovati. Ma mi domando, cioè, cosa significa provare la monogamia? Per come la vedo, seguendo anche queste chiacchierate, queste interviste con lei, la monogamia come la non monogamia non dovrebbe essere qualcosa di sperimentato, dovrebbe essere comunque un atteggiamento spontaneo e naturale. Mi ha colpito cosa significa che si sentivano in colpa a essere non monogamici, hanno provato a essere monogamici, hanno visto che non ci si trovavano e sono tornati, diciamo, alle origini. Mi perdoni se ho usato un tono un po' scherzoso. No, però lo trovo comprensibile. Allora, in realtà ci sta, no, la dichiarazione dell'averla provata, soprattutto perché ci dicevamo prima, cioè noi siamo in una società in cui la monogamia viene data per scontata come la unica forma possibile sana di relazione. Cioè questo messaggio è un retaggio culturale che ci portiamo da decenni. Quindi il provare la monogamia vuol dire anche un tentativo delle persone di dire ok, no, ci sono più forme di relazione, questa sembra essere quella socialmente più condivisa, sperimentiamola in qualche modo, vediamo se ci posso stare comodo, che è un po' come l'opposto, no? Cioè non ci sembra strano che dici ho provato la non monogamia e non mi ci sono trovato. Invece ci sembra strano che si dice provo la monogamia. Il punto è proprio questo, dare per scontato che la monogamia debba essere istintuale. Ci possono stare persone che abbiano detto a se stesse ok, no, proviamo a sperimentare questa forma di relazione diffusa, statisticamente normativa, e vediamo se ci sto comodo. Molti non ci si sono trovati comodi.
Poi c'è anche da dire che molto spesso c'è anche una grande variabilità, perché noi diamo per scontato che le persone non monogame o le persone monogame lo siano in modo stabile per sempre, per tutta la vita, cioè anche cambiando partner. In realtà non è così. Nel corso della vita si possono sperimentare più forme di relazione a seconda del periodo che si sta vivendo, a seconda del partner che si è accanto, a seconda dei bisogni anche della persona che possono evolvere nel tempo. Quindi diciamo questa fluidità, questa variabilità che noi stiamo vedendo insieme, come giustamente mi ricordava, ormai un po' festeggiamo i 3 anni che ci sentiamo, rappresenta proprio questo, cioè non ci sono soltanto tante forme di relazione quante sono le persone al mondo, ma anche all'interno della stessa vita relazionale di una persona ci possono essere più bisogni di sperimentare aspetti differenti a seconda della fase di vita. Ecco, quello che ha detto mi sembra anche molto molto importante, perché si può commettere l'errore, è un errore pericoloso che rischiamo di commettere con noi stessi, dandoci per scontati o peggio ancora dando per scontato il partner. In effetti può essere anche che una persona non monogama abbia comunque entri in un momento della propria vita affettiva, cioè questo bisogna tenerne conto senza averne paura, insomma, credo, perché altrimenti rischiamo poi quelle incomprensioni anche con noi stessi che portano a frustrazione e mancanza di autodeterminazione e libertà, perché mi sembra che questo sia un po' diciamo come sottotraccia, non so se il termine è il più corretto, di questo argomento che affrontiamo sempre con lei, dottoressa. Cioè, dobbiamo continuare a cercare dentro noi stessi, e se abbiamo una tendenza nostra personale non dobbiamo, o se il nostro o la nostra partner ha una tendenza, non dobbiamo pensare che quello sia una situazione, è lì anche l'errore che si commette magari nella relazione, questo non dico una novità, no? Dare per scontato, molti ormai, insomma, è tradizionalmente detto che sia sbagliato dare per scontato il partner o la partner. È qualcosa che fa parte del gioco, perché lei è molto più giovane di me, dottoressa, io convivo da 34 anni e allora magari certe volte mi sono accorto certe volte di dare per scontato certe cose, e mi sono accorto che non è così che si fa. Poi tra l'altro devo dire che poi magari nei momenti di difficoltà invece hai delle bellissime sorprese, perché quello che davi per scontato è ancora più forte di quello che pensavi, e quindi questo è bello. Però devi sempre non si tratta di una vita diciamo di precariato, ma di ricerca, di interrogarsi, di non Esatto. fermarsi, mi sembra. Esatto, assolutamente sì. Lavorando spesso con le coppie che entrano in crisi, molto spesso quello che vediamo è che la crisi nasce da una visione molto rigida della relazione o dell'altro, un po' come quando la coppia si è messa insieme, si è scattata una fotografia, la fotografia di quelle persone si è rimasta quella, magari sono passati 20 anni e quando noi rimandiamo un po' il possibile che siete le stesse persone di 20 anni fa, è strano, no? Tutti nella vita crescono, evolvono e cambiano fantasie, bisogni. Come fate a essere rimasti gli stessi anche come coppia? Ecco, lì a volte c'è l'insight, perché ognuno di noi come individuo, parlo in primis, si modifica nel tempo, cambia nel tempo e cambia anche dal punto di vista relazionale. Quello che le indagini della Ashley Madison ci permettono di fotografare, spesso ci siamo detti, no, il cambiamento sociale, che è assolutamente prioritario, ma ci permettono di fotografare anche quanto sia variegate le modificazioni dei bisogni, delle fantasie, delle aspettative che un individuo ha nella relazione. Quindi anche le relazioni cambiano, perché cambiano gli individui che la compongono. Molte relazioni riescono a evolvere con il cambiamento degli individui in un continuo adattamento di curiosità di conoscere l'altro,
Alcune invece in questo cambiamento poi magari non riescono a trovare un equilibrio, ma semplicemente perché se si fossero conosciute 20 anni dopo non si sarebbero interessate, non so come dirlo, come individui adulti. Quindi quando noi affrontiamo temi come quello della non monogamia, della sperimentazione, delle aperture, no? O della ricerca di apertura, stiamo parlando esattamente del bisogno interno e stabile dell'individuo di crescere. La crescita, se sta in relazione, deve necessariamente essere accompagnata a una curiosità. Se io vedo l'altro in modo statico e sempre uguale a se stessa, la frase topica è non sei più lo stesso. Sì, ok, non sono più lo stesso di 20 anni fa, che è anche normale, ma il punto è chi sono oggi, ti piaccio chi sono oggi, funzioniamo come sono oggi, ci cresciamo un po' insieme, allarghiamo le nostre prospettive insieme. Questo è un aspetto che le coppie o l'individuo in coppia ovviamente dovrebbero tenere sempre a mente, cioè che nessuno rimane fermo, ma per definizione, come dire, proprio identitaria, nessuno di noi rimane fermo, fedele all'immagine di sé di tanti anni prima. Per fortuna, mi sentirei di aggiungere. Io lo approfitto sempre, metto, forse esagero, dati, dicevo, biografici personali. Per esperienza posso dire che continuare a interrogarsi e confrontarsi ti permette di scoprire aspetti nuovi, però ti permette anche di avere delle bellissime conferme. Scoprire che certi punti fondamentali del rapporto sono gli stessi di 34 anni fa è un attestato di solidità, cioè porta tante cose, le vedi cambiate, sai che sono cambiate, anche perché si cambia fisicamente, ma certi punti di contatto, di condivisione che sono rimasti forti e solidi, anzi si sono addirittura consolidati. Lo dico perché non bisogna, insomma, io non posso permettermi di dare consigli, ma non abbiate paura di interrogarvi, di analizzare, di cercare di capire, perché non abbiate paura, perché ci possono essere sorprese fantastiche che ti danno ancora più certezze, soprattutto poi magari nei momenti di difficoltà scopri di avere delle certezze di cui sei ancora più certo, sei ancora più sicuro. Mi consente questa cosa un po' biografica, dottoressa, Però è perché fa parte verissimo. del vissuto, cioè non è che le coppie scoppino necessariamente o si distacchino, ci sono anche coppie che più vivono insieme più consolidano il loro rapporto. Certamente. Beh, il crescere insieme, quello che si dice, se le coppie crescono insieme rappresenta esattamente questo, cioè la possibilità, ma anche la curiosità bella di prendersi per mano e fare un percorso insieme di vita che fa crescere entrambi e li fa crescere insieme molte volte, certo. E c'è anche il fatto, si conferma un'altra, siamo alla fine, un'altra conferma di quello che in questi anni avevamo constatato, diciamo una piattaforma femminile sempre più autonoma, autodeterminata, emancipata, consapevole. Quindi in questo torno a quello che dicevo prima sul mondo, sul tipo di società. C'è una società invece comunque che in generale ci propone una donna sempre più consapevole, emancipata in assoluto, in tutto, in toto, e questo lo abbiamo anche nella conferma dei rapporti sentimentali e sessuali. Le donne da questo punto di vista sono sempre di più libere e consapevoli. Esatto. Poi l'aspetto importante, no, poi che emerge in questa charge specifica legata al continuum, anche relativamente al femminile, è proprio questo, cioè non solo si conferma che le donne ricercano sempre di più con fermezza una loro libertà e soddisfazione all'interno delle coppie, cosa che fino a pochi decenni fa non era proprio possibile o pensabile.
ma che lo fanno anche con una varietà, no? Un ventaglio di sperimentazioni, cioè l'elemento del continuum che cosa ci dice? Che non esiste solo la monogamia a 360 gradi e la non monogamia, cioè l'apertura totale della coppia a 360 gradi. Esistono delle sfumature, delle vie di mezzo che possono essere legate alle fantasie, agli incontri sessuali, a incontri amorosi, perché la coppia si ridefinisce sulla base non di un bianco o un nero, ma di sfumature colorate che sono rispettose dei loro bisogni e dei loro interessi. E il femminile su questo ha una ricerca di varietà all'interno della relazione, lo è sempre stato, cioè la donna tendenzialmente cerca la complessità, ma cerca il colore, no? Viene questa immagine del colore inteso come un ventaglio di sperimentazioni, un ventaglio di emozioni, un ventaglio di incontri anche col partner che le permettono di vivere sempre una vitalità di coppia molto accesa. Purtroppo abbiamo concluso, ma ci risentiremo sicuramente. Ringrazio ancora la dottoressa Marta Giuliani, socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia, lei è psicoterapeuta, e ringrazio l'ufficio stampa del James Madison. Grazie e risentirci presto. A voi e alla prossima, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Radio Libertà Caparezza, oggi è il suo genetriaco, quindi non è un caso che sia stato scelto un suo brano. Radio Libertà oltre la pagina, e torniamo su un argomento che stiamo cercando di seguire con la massima attenzione. Sembra quasi una mobilitazione permanente, quella dei Propal, antagonisti, centri sociali, movimenti vari. Ieri sono scesi in piazza anche, dopo i collettivi. Sta di fatto che tutta questa galassia di i CARC, il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, nel 2024 ci tocca anche leggere questo, sono comunque costantemente in piazza per, dicono loro, sostenere la causa palestinese, poi alla fine invece sostengono Hamas. Addirittura ci sono state celebrazioni orrende il 7 ottobre. Queste fiamme bruciano per ricordare la sofferenza ma anche la resistenza del popolo palestinese. Oggi non è un giorno di pianto o di commozione, hanno detto questi. Vabbè, mi risparmio l'aggettivo per non avere querele. Oggi bisogna gridare resistenza politica, culturale, ma soprattutto armata, e continueremo a lottare a fianco della Palestina e del Libano. In Italia lo hanno detto, hanno ferito poliziotti, hanno ferito operatori Mediaset, quindi sono anche violenti, quindi fanno anche danni. E usque tandem, verrebbe da dire con Cicerone. Ma Catilina era un soggetto malvagio e che aveva il suo fascino. Questi, francamente, non so che fascino possano portare. L'ho studiato un po' Catilina, sì, anche se sono Radio Libertà, quindi la Lega, anche se noi siamo ignoranti per definizione, ogni tanto studiamo. Lo facciamo così, quando ci annoiamo un po' ci mettiamo a studiare. Catilina è un malvagio fantastico, meraviglioso, unico, tremendo. E questi no, questi francamente avviliscono, però anche come dire, indignano per il male che fanno anche. E poi il 7 ottobre, le immagini. Ho letto che adesso, per sensibilizzare il governo israeliano, vorrebbe rendere pubbliche immagini che sono sempre state tenute nascoste per sensibilizzare l'opinione pubblica. Sapete cosa c'è? Siccome ho un ospite fantastica, che è Francesca Musacchio, direttore di OFCS.report e collaboratrice del Tempo, partirei proprio da questo, che non c'entra con quello che ha scritto in questi giorni, però c'entra con quello che lei sta seguendo. Intanto benvenuta, scusa sto parlando troppo io, benvenuta a Francesca Musacchio. Grazie, ben trovati a voi, è sempre un piacere. Buongiorno. Francesca, prima di entrare, ho detto questa mobilitazione permanente fino a quando è destinata a durare, a far danni, però leggendo in questi giorni questa notizia, non l'ho verificata, ho letto che lì sarebbe, è tutto ipotetico e condizionale, sarebbe intenzione del governo israeliano rendere pubbliche le immagini di quello che è successo, perché sono state prese anche da bodycam dei terroristi che erano stati uccisi, e rendere pubbliche le immagini tremende. Tu come da anni, che poi come giornalista, cronista, che poi da anni segue anche il dibattito con l'Islam e il rapporto israelo-palestinese, un'iniziativa di questo genere, io sono francamente, io non vorrei vederla, ecco, perché da questo punto di vista, Francesca, lo dico, non è il caso che io sorrida, ma lo dico con sorridendo. Io preferisco continuare a fare quello che è materia principale di questa radio, preferisco preoccuparmi, seguire la politica, meglio parlare dei partiti, della politica, anche dell'economia, poi magari la cultura, se possibile, la filosofia, perché per come sono fatto io non ha mentre in politica ha la prevalenza, bene o male, o anche negli altri aspetti, anche in economia addirittura ha la prevalenza il mio essere giornalista.
nella cronaca no, cioè nella cronaca resta un margine di sensibilità che rende insopportabile certe visioni. Ma proprio voglio confrontarmi con te, che sei molto esperta e conosci bene queste problematiche. Prego. Ma guarda, allora, diciamo che le problematiche su quello che è successo dal 7 ottobre in poi sono delle questioni complicate, ma allo stesso tempo oggi si ragiona con una sorta di tifoseria, ok? Che ognuno, questo probabilmente l'abbiamo già detto anche altre volte, ognuno può decidere di stare da una parte o dall'altra. Legittimamente lo può fare, però ciò che è come dire, fastidioso e anche disgustoso è la posizione di tutta la parte pro-PAL mondiale, mettiamola così, alla via Nardi, che rispetto a quanto accaduto il 7 ottobre non ha mai detto una parola di condanna nei confronti di Hamas. Ha sempre invece detto che il 7 ottobre rappresenta una grande giornata di resistenza. È qui che si crea, come dire, chiamiamola incomprensione, perché il fatto di riconoscere quello che Hamas ha fatto il 7 ottobre non significa essere pro-Israele, significa riconoscere un fatto accaduto nella sua drammaticità, un fatto cruento, terribile, di una violenza, scusate, inaudita. E chiedo scusa, ma continuo ad avere problemi di raffreddamento. Non significa però stare dalla parte di Israele. Ora, tutta la parte pro-PAL invece questa considerazione non la fa, perché evidentemente non è come dire, aperta e propensa alla soluzione a due stati, nella quale due popoli possono vivere in pace senza necessariamente doversi fare la guerra. No, evidentemente i pro-PAL propendono per un'altra soluzione, cioè per l'annientamento di Israele e della sua popolazione e la sopravvivenza solo dei palestinesi. Allora questo ovviamente non è un ragionamento democratico, perché tutti coloro che appoggiano l'azione di Hamas del 7 ottobre la pensano prevalentemente in questo modo. Sicuramente non c'è a parte che quelli che vanno in piazza a urlare, a sbraitare e a fare contestazioni, ad attaccare le forze dell'ordine non sanno proprio niente, non conoscono i fatti, non conoscono neanche la storia di quei territori, quindi quelli sono lì solo ed esclusivamente per fare, scusate il termine, casino, e quindi ogni occasione è buona per fare casino. Quindi anche questa è una di quelle occasioni, soprattutto perché questa in particolare riceve sostegno anche da realtà politiche, istituzionali in giro per il mondo, quindi si sentono ancora di più autorizzati a sostenere Hamas. Però Hamas, ripeto, rimane un gruppo terroristico, e non perché lo diciamo noi che siamo qui oggi alla di libertà e quindi abbiamo una visione che è distorta, ma perché oggettivamente è un gruppo terroristico riconosciuto come tale. Quindi, e questo è il grande inganno di questa storia, perché in realtà poi in questo anno, e dal 7 ottobre 2003 in poi, è venuto fuori tutto l'antisemitismo che covava sotto la cenere in Italia, in Europa, in America e nel mondo. Ma questo antisemitismo non era e non è un antisemitismo che si ferma, anche se non sarebbe giusto lo stesso, una questione ideologica, un antisemitismo che tutto sommato pervade le nostre società e quindi al momento giusto, al momento opportuno viene fuori, ed è molto più violento, molto più esteso, è molto più presente di quanto potessimo immaginare. Quindi, sì, Francesca, scusa, ti interrompo, no? Quello che colpisce, per carità, indicarlo come ideologo è un po' un eccesso, no? Il famoso famigerato chef Rubio,
che dice segnate con la stella di David le case dove abitano gli agenti sionisti. E lui è di estrema sinistra, è quello che va in furia per se vengono bloccate le navi ONG con i migranti, eccetera, eccetera. Ha posizioni che francamente ricordano i Goebbels, le croci uncinate e i nazisti. E poi era la destra, secondo a loro dire, cioè la destra ha le sue responsabilità, diciamo, nel passato, per carità di Dio, io posso. Però oggi che cosa state facendo? Cioè, e questo è il grande, può sembrare un paradosso, ma in realtà forse non lo è, perché poi alla fine la responsabilità di quello che è accaduto, sta accadendo a Gaza, di quello che è accaduto in Israele, è chiaro che è una responsabilità politica, ok? Ma una responsabilità politica bipartisan di Israele per non aver saputo prevedere quello che stava per succedere il 7 ottobre del 23. Politica della classe, diciamo, chiamiamola così, dirigente, e politica della Cisgiordania e di Gaza, che in tutti questi decenni hanno, come dire, non hanno messo a frutto i milioni e milioni, miliardi che sono arrivati di fondi a Gaza e alla Cisgiordania, non li hanno utilizzati per far vivere meglio la popolazione, li hanno utilizzati per comprare armi, per creare tunnel e per creare un sistema di guerra che ha usato contro Israele. Allora, responsabilità politica ma anche sociale, va bene, anche sociale, perché a un certo punto io sono di questa opinione, i palestinesi che stanno morendo sotto le bombe degli israeliani probabilmente non avrebbero voluto questa fine, anzi sicuramente non avrebbero voluto questa fine, ma dall'altra parte c'è stato un movimento in grado di non, come dire, di non lasciare andare Hamas al potere, perché Hamas poi fondamentalmente nella prima fase, ma anche poi successivamente, insomma, andava a sostituire quel welfare che lo Stato, che palestinese, chiamiamola così, la Cisgiordania, le autorità palestinesi non sono state mai in grado, perché lì c'è un altissimo tasso di corruzione, di offrire a queste persone. Quindi nel momento in cui è arrivato Hamas, che in qualche modo offriva a suo modo un welfare di sostegno alla popolazione palestinese, fosse anche solo essere pagato perché sei un militante di Hamas e quindi fai parte della struttura di Hamas e quindi meriti uno stipendio tutti i mesi, già questo aiuta il welfare di una famiglia. E questo è quello che non hanno fatto la politica nazionale, per quello che riguarda, chiamiamola così, la Cisgiordania, ma non l'ha fatto neanche la comunità internazionale, perché nessuno ha vigilato su questi soldi, o forse qualcuno ha vigilato e ha chiuso gli occhi, perché questa è un'altra domanda da porsi. Possibile che le organizzazioni umanitarie, anche quelle dell'ONU che lavorano a Gaza, in Cisgiordania, che sono sempre impegnate, è possibile che nessuna di voi sia accorta che tutti quei fondi che sono arrivati da varie parti del mondo a Gaza non sono serviti per rendere migliori le condizioni dei cittadini palestinesi, ma per costruire tunnel e comprare armi? È una domanda che bisogna porsi a un certo punto. Questa domanda se la dovrebbero porre anche i pro-Palestina, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato e oggi siamo tutti qui pronti a dire però Israele sta sbagliando, è un genocidio. Israele forse sta sbagliando, non lo so, però chiedo a chi, diciamo, ha questa idea, ma che cosa avrebbe dovuto fare? Qual era l'alternativa, non di Netanyahu, ma di un qualunque altro primo ministro israeliano davanti ai fatti del 7 ottobre? Che cosa avrebbe dovuto fare? Accettare passivamente? Oppure, non so, iniziare una trattativa con la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi? Sì, certo, questo si poteva e si può sempre fare, ma non poteva limitarsi a questo. E un altro dato di riflessione che voglio, diciamo, porre alla tua attenzione e a quella dei tuoi ascoltatori. Israele oggi sta facendo qualcosa a Gaza con il silenzio assenso di tutto il mondo arabo sunnita, che non sta assolutamente
facendo nulla per fermare Israele. Perché Ecco, questo, Francesca, ecco, questa è una domanda che mi ero preparato, perché ho letto, c'è più antisionismo, antisemitismo, anti-Israele nelle piazze occidentali che in tanti paesi arabi. Sì, sì. Ma guarda, allora, qui la storia bisogna fare un po', proverò a fare una sintesi estremamente semplice. È chiaro che il conflitto fra musulmani sciiti e sunniti è sempre esistito, quindi tra di loro c'è già un conflitto, quindi il mondo arabo in genere non è omogeneo, non è tutto compatto, e c'è questa divisione. In Iran sono sciiti, Hezbollah sono sciiti, Hamas però è sunnita, Hamas non è sciita, ok? Quindi l'alleanza fra Hamas e l'Iran, tra Hamas e Hezbollah, non è piaciuta al mondo arabo sunnita. Nella fattispecie possiamo citare le monarchie del Golfo, l'Arabia Saudita, eccetera, che non hanno gradito questa, diciamo, alleanza contro Israele tra Hamas e l'Iran. E lo stanno dimostrando perché non stanno, al di là delle dichiarazioni pubbliche, vabbè, di facciata, quelle ovviamente ci sono, e al di là di aiuti che vengono più o meno mandati a Gaza, oppure del ruolo e la posizione del Qatar nel caso delle trattative. Il Qatar, ricordiamoci che ospita ancora leader di Hamas, quindi diciamo che la loro parte la fanno, ma in modo molto molto, diciamo, minore rispetto a quello che avrebbero potuto fare, perché alla fine, lasciando stare Hezbollah, alla fine Israele sta bombardando Gaza, che è popolata da sunniti. Eppure più di tanto non si sono stracciate le vesti, proprio in nome del fatto che Hamas aveva fatto un'alleanza con l'Iran, che è sciita, con Hezbollah, che sono sciite, Hezbollah sono, come dire, la diretta diramazione del regime dell'Ayatollah, una creazione proprio del regime dell'Ayatollah, un figlio del regime dell'Ayatollah. E quindi non hanno risposto, non stanno rispondendo ad Israele così come si sarebbe potuto immaginare. E questo vuol dire già qualcosa. Quindi Israele in realtà nei fatti, non soltanto nella teoria, sta facendo quello che evidentemente tutto il mondo, non solo arabo sunnita, ma anche il mondo occidentale, negli Stati Uniti e dell'Europa, avrebbero voluto fare nei confronti di Hamas e di Hezbollah, dei gruppi terroristici, non dei cittadini ovviamente, e che non potevano fare, che non potevano fare in nessun altro modo. E quindi a Israele in questo momento è, tra moltissime virgolette, permesso di fare cose che a nessun altro sarebbe stato permesso, in chiave anti-Iran da parte americana, ma anche da parte del mondo arabo sunnita. E questo è quello che sfugge a chi va in piazza e urla pro-Palestina. A me va bene, nel senso che io non voglio vedere la distruzione di nessuno Stato. In questo momento vedere i bombardamenti, personalmente, vedere i bombardamenti su Beirut mi crea un dolore personale fortissimo, perché io in quella città ci sono stata, ho lavorato, ci ho vissuto per un periodo e ce l'ho nel cuore, quindi vederla bombardata mi fa veramente male, perché lì ho visto poi, come l'ho visto in altre parti, che è possibile una convivenza fra religioni diverse e che i cittadini, le persone normali, creano le condizioni affinché questa convivenza esista in modo positivo e propositivo. Sono sempre le parti politiche, le autorità che non sono in grado, perché non vogliono, per interessi propri, personali, agevolare questa convivenza. Quindi personalmente Beirut in questo momento mi sta colpendo in modo particolare. Tuttavia lasciare il Libano e Beirut nelle mani di Hezbollah è un dolore più grande. Allora probabilmente, se vogliamo fare poi invece dei terroristi delle organizzazioni di resistenza, allora è chiaro che dobbiamo pensarla come la pensano i CARC, come la pensa il nuovo Partito Comunista, che insomma invito tutti ad andare su Google, banalmente basta digitare il nuovo Partito Comunista,
accede alla piattaforma di questi signori e leggere quello che scrivono. È veramente inquietante. Dov'è il concetto di pace, di convivenza in quello che loro scrivono? Tra l'altro non è che se la prendono soltanto con Israele, se la prendono anche con il governo Meloni, nei loro folli progetti c'è quello di instaurare una specie di socialismo un po' così come forma di governo, che gestirebbero loro poi ovviamente, quindi vabbè, insomma, un po' delle farneticazioni così. Anche perché insomma, è un sentimento elementare. Se ci sono due litiganti, il modo migliore per prolungare la lite è prendere la parte di uno di loro. Di solito, se vuoi la pace, cerchi di essere parte terza, per essere anche un riferimento, magari, se fosse possibile. Quindi queste persone fomentano e vogliono la violenza in una certa direzione. Tra l'altro, un'altra frase che avevo letto: il 7 ottobre è iniziata la guerra di liberazione della causa palestinese. E no, siccome sei anche, non me la ricordo più, albanese, la funzionaria dell'ONU, diceva che il 7 ottobre era stato provocato dalle violenze dei coloni israeliani, grosso modo diceva questo. Invece adesso scopro che sempre quelli che stanno dalla parte di questa albanese, che sia una funzionaria ONU, secondo me è una cosa che francamente mi disarma. Invece no, è stata proprio quello che è successo il 7 ottobre 2023 è stato il primo passo di liberazione della causa palestinese, sventrare ragazzi e ragazze israeliani che stavano semplicemente, magari anche quelli che erano rave party, eccetera eccetera. Quella è l'inizio della guerra della causa. Forse dovrebbero un po' mettere in ordine i loro pensieri, insomma, questi personaggi. Assolutamente. A questi personaggi andrebbe ricordato che Israele nel 2015, se non sbaglio, tolse via fisicamente quelli che loro chiamano coloni ebrei da Gaza. Lì avevano le case queste persone, israeliani ebrei, li tolsero. Un governo israeliano li tolse da lì, andando via da Gaza. 2005-2015, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque li tolse materialmente da lì per lasciare Gaza ai palestinesi. Dopodiché questo non è bastato, ma non basterà mai, perché nell'ottica, diciamo, perversa di queste persone che vogliono soltanto la distruzione di Israele, non vogliono uno Stato, cioè due Stati che possono vivere in pace pur nella loro diversità, ma che possono vivere in pace senza farsi guerra, vogliono la distruzione di Israele. Allora, se tu vuoi la distruzione di Israele, non sei, diciamo, nell'ottica della pace, sei nell'ottica della guerra. Poi ovviamente possiamo e dobbiamo analizzare il contesto geopolitico più ampio e quindi riconoscere, evidenziare e sottolineare il ruolo dell'Iran in questa guerra. Ok, e questo ci sta, è evidente. Detto questo, però, abbiamo un substrato, un humus ideologico che era già così, costituito. Quindi l'Iran non ha fatto altro che andare a lavorare su un terreno fertile nel quale ha potuto fondare le sue zanne e, proporre a Damasco questo scellerato accordo per cui a un certo punto lo ha aiutato militarmente a fare ciò che ha fatto il 7 ottobre. Però la base ideologica esisteva già, altrimenti il pensiero, il progetto dell'Iran non avrebbe trovato nessun tipo di supporto. E io, guarda, sono sempre più convinta che anche il ruolo di certe organizzazioni internazionali ha purtroppo portato a questo tipo di situazioni. Il ruolo dell'UNRWA è stato messo nel mirino già da Trump,
al quale possiamo come dire, dare tutte le responsabilità, possiamo definirlo come volete, però l'amministrazione Trump è stata quella che ha creato e dato vita, avviato gli accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi. Ricordiamo gli Emirati, ricordiamo il Bahrain, in trattativa con l'Arabia Saudita. Oggi apparentemente sospesa le trattative per gli accordi di Abramo, ma non è proprio così, perché in realtà questo tipo di paesi hanno capito che, come dire, dalla normalizzazione di questi rapporti possono avere un tornaconto economico importante. Anche l'Arabia Saudita stessa, attraverso Bin Salman, sta facendo dei passi. Ora non sono dei passi come dire, straordinari per quello che riguarda la tutela del ruolo delle donne, dei diritti, eccetera, eccetera, però bisogna anche dar tempo a questi paesi che hanno sempre vissuto in una, diciamo, infarciti di un'ideologia religiosa molto forte, di fare quell'evoluzione che li porta adesso, diciamo, non dico delle democrazie compiute perché probabilmente non lo saranno mai, ma qualcosa che si avvicina un po' a questo sistema di vita. Francesca, devo chiudere, sì. purtroppo. Abbiamo esaurito lo spazio. Allora, io ti ringrazio molto come sempre e a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto, un saluto. Avete ascoltato Oltre la pagina.
Genetriaci, commemorazioni, ricorrenze di oggi con Pierluigi Pellegrin. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 18° giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti trattasi di un mercoledì, miarqui 9 di ottobre, anno domini 2024-2024, che dir si voglia. È una commemorazione tragica, quella del disastro del Vajont 61 anni fa. Poi invece nell'anno 1000 Leif Erikson scopre Vinland, diventando il primo europeo conosciuto a mettere piede in Nord America. I genetriaci, il linguista, scrittore Niccolò Tommaseo, l'umiltà ci rende forti e poi sapienti, l'orgoglio deboli e stolti. Il dizionario Niccolò Tommaseo. Poi il J'accuse di Émile Zola, l'ufficiale Alfred Dreyfus, accusato di alto tradimento, accusato ingiustamente. Poi abbiamo, se vogliamo, è uno dei casi di garantismo più noti della storia, grazie appunto a Émile Zola e al suo J'accuse. Ugo Pellis era un allievo, un collaboratore di Graziadio Isaia Ascoli, che in sostanza è stato il fondatore della Società Filologica Friulana, ma è stato fondamentalmente in forma molto isolata il più importante linguista italiano. Aveva anche avviato un dizionario. Ugo Pellis si consumava la storia delle scarpe girando per il Friuli, poi è morto nel 1943 e quindi questo dizionario si è interrotto. Non mi ricordo se è morto per cause belliche, forse sì, perché comunque aveva 43, 53 più 7, 59 anni, no, potrebbe anche essere morto per altre cause, non sono riuscito a risalire. Comunque, diciamo, questi nomi che magari non sono conosciuti ai più, sono nomi molto importanti per le ricerche sulla nostra sulla lingua che parliamo e naturalmente anche sui dialetti. Messier Hulot, Jacques Tati, che poi era Tatiscev. La felicità è come la febbre, tutti ti stanno intorno per fartela passare. Poi gli Scarafaggi di Liverpool, i Beatles, John Lennon. Il tempo che ti piace sprecare non è mai sprecato. Poi ancora era un po' sembrava essere stato forse l'erede designato di Gianni Brera, è stato anche, mi sembra, suo allievo Gianni Mura, milanese, il papà era di Oristano, quindi il senso identitario sardo molto pronunciato e devo dire anche penna eccellente. Shira Danese, che è stata la moglie di Peter Falk, il tenente Colombo. Questo saprà un po' di patriarcato, ma io adoro talmente Peter Falk e il tenente Colombo che tutto, anche il suo famoso soprabito, anche la sua, cos'era, la Peugeot,
Emanuela Setti Carraro, che venne uccisa insieme al marito dalla Chiesa nel 1982. La figlia di Dalla Chiesa ha un po' come dire ravvivato, no? Ha fatto delle accuse più o meno esplicite a Giulio Andreotti. Dalla Chiesa, che dopo aver sconfitto il brigatismo stava lavorando in Sicilia contro la mafia, stava anche però dando fastidio a segmenti molto importanti dello Stato italiano. E quindi e curiosamente tanti anni fa, ormai nella preistoria, era una diretta domenicale come quella di Pontida, eccetera, e dissi, ma tanti anni fa, 10-12 anni fa, dissi: se io fossi costretto, se fossi messo alle strette, dovendo scegliere, allora se io potessi sceglierei di pagare le tasse in Svizzera, ma se fossi costretto, dovendo scegliere tra lo Stato italiano e la mafia, sinceramente quasi quasi meglio la mafia, perché almeno so con chi ho a che fare. Ci fu una senatrice del PD che voleva chiudere, quella volta era Radio Padania, prendeva ancora poi aveva appena smesso di prendere i contributi pubblici, quindi non poté fare danni. Sta di fatto che voleva chiudere, scandalizzata, mamma mia. E era il 2013, credo. E questa signora, questa senatrice, che poi non ha più fatto carriera, non so neanche se sia ancora viva, vado a parlare con Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa fu sconvolta perché disse, quando sua mamma andò in Sicilia per curare le esequie, il funerale del marito Dalla Chiesa, praticamente scese in stazione, non so, credo a Palermo, senza nessuno. Lo Stato l'aveva lasciata completamente sola. E adesso lo viene comunemente condiviso che il generale Dalla Chiesa lo ha ucciso lo Stato, o l'ha ucciso la mafia, ma con la complicità dello Stato. Quindi quella senatrice, tanto sepolcro imbiancato, francamente, poi è chiaro che non puoi, cioè, che tu devi volere uno Stato che combatta la mafia, era chiaramente iperbolica quella frase, ma perché lo Stato italiano nei confronti di noi cittadini ha molte macchie, per come ci tratta, come sudditi. Qui perché lo Stato dei più furbi, insomma, tutte cose che sappiamo come Radio Padania, Radio Libertà, quel che si voglia. La Lega, la radio esistono perché vorrebbero uno Stato ben diverso, il federalismo, il principio di sussidiarietà sono un sistema, sono un modo proprio per correggere queste derive, per arrivare alla trasparenza. Poi, per carità, a questo punto la mia età mi viene da dire beato chi ci crede, beato me perché ci ho creduto per tanti anni, adesso francamente sono molto nichilista, però sicuramente il principio della sussidiarietà, che è intrinseco nel federalismo, nell'autonomia, è un meccanismo che porta alla trasparenza, perché vedi i soldi come vengono spesi, è semplice, cioè proprio è una questione, non serve neanche aver studiato tanto. Comunque sia reso onore anche alla memoria di Emanuela Setti Carraro. Poi quasi quasi provo a vedere Le ragazze di Gauguin di Grazia Di Michele, magari sentiamo anche quella. Era dell'89, credo. Poi fece scalpore, tra l'altro lui è napoletano, ma si candidò a Mirafiori con Forza Italia nel 1994. Mirafiori era uno dei quartieri più rossi d'Italia e lui, sto parlando di Alessandro Meluzzi, vinse, sociologo, psichiatra, lo avevo intervistato anche spesse volte qui a questa radio. So che ha avuto qualche problema di salute, ne approfitto per fargli veramente i migliori auguri, perché è una figura
meglio averne di Alessandro Meluzzi, anche se ogni tanto magari certe esagerazioni, certe stranezze, ma è sicuramente un'opportunità di riflessione. E poi era molto legato, insomma, voleva bene anche questa radio e noi ricambiamo ovviamente. Guillermo del Toro è un po' di moda, però quando io ho visto La forma dell'acqua ho visto poesia, non c'è niente da fare. Ha avuto 6 nomination, 3 Oscar. Faccio i film che mi piacciono, ha detto, altrimenti poi non li fa nessuno. E quindi non cos'altro aggiungere. Emanuela Loi, anche qui, era una delle agenti della scorta di Paolo Borsellino. Anche qui onore a lei, che ha sacrificato la propria vita. Andiamo invece torniamo sullo sport, sul leggero. Pierluigi Orlandini, che era uno un po' sovrappeso, però ha giocato nel Parma, nel Milan, ha vinto una UEFA League e ha vinto un europeo under 21, credo ci fosse papà Maldini, Cesare Maldini, segnando il famoso gol, uno dei primi golden goal degli esperimenti che vennero fatti, che poi rientrarono, perché è meglio i vecchi rigori del golden goal quello che è, o il silver goal anche. Comunque Pierluigi Orlandini, che segnò anche un gol nel derby, se non mi sbaglio. Lui credo sia bergamasco, ma non vorrei sbagliare. E poi Michele Salvemini, l'avete anche sentito prima, Caparezza. E poi figlio d'arte, nato lo stesso giorno del papà, Sean Lennon. E poi qualcuno disse, forse Daniele Luttazzi ha detto che in un mondo giusto l'assassino di John Lennon avrebbe dovuto sparare a Yoko Ono, una malignità, però a lei sono state addossate le responsabilità dello scioglimento dei Beatles, non so se sia così. Ha avuto anche un po' di successo Sean Lennon, poi è sparito dal panorama musicale. Allora, dobbiamo andare con Segui la Lega, adesso che tengo presente. Allora, Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E poi ho anche tanti sondaggetti. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, ammesso anche dalla sintassi, e comunque la Pellegrina, altrimenti la Marciana, e segui la Lega prima che la Lega segua te. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tante cose si possono fare, scopriamole insieme. Leggi l'instant book di Matteo Salvini, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini nel processo Open Arms. Difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu. Iscriviti alla Lega, è molto facile, molto semplice, si può fare appunto anche da questo sito, si versano 10 euro, si può fare tramite PayPal, anche se non si è iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se in mezzo ci sono poste italiane, io raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo i calendari delle feste della Lega e il 2 per 1000, sono soldi nostri, lo Stato però vorrebbe tenerseli, noi però possiamo dirgli almeno dove spenderli, dove impiegarli. In questo caso questo è un redazionale della Lega, come si capisce, come si arguisce, e noi diamo questo consiglio. Per la Lega 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, il D di Domodossola, 4 come le stagioni, così stasera mi faccio una pista, 3 il numero perfetto.
poi andiamo giù, andiamo a scoprire le apparizioni degli eroi della Lega, i suoi politici. Vediamo un po'. Allora, perdonatemi. Dunque, alle 14:20, oltre, oggi è un altro giorno con Laura Ravetto, Rai 1. Questa sera 5 minuti con Simonetta Mattone, che ieri, dai, lo posso dire, ma non dovrei fare il tifoso. Cosa serve fare il tifoso? Questa Radio Libertà parla a gente che già, a persone che già votano Lega, e quindi rischia di diventare un appesantimento. Però francamente ieri vedere Simonetta Bastone che bastonava, Simonetta Mattone, non Bastone, Mattone che bastonava Laura Boldrini, è stato uno spettacolo edificante. Bastonava dal punto di vista dialettico, logico, dialettico, politico, per carità, è stato uno spettacolo molto, molto, a me è piaciuto, insomma, anche se non si deve leggere la politica in questo modo, lo dico sempre, ma francamente andiamo avanti. Allora, ancora Laura Ravetto domani mattina, ora Antelucana, per chi vi parla, nel cuore della notte alle 9 del mattino, mattino 5, canale 5, Laura Ravetto. Poi il presidente della commissione attività produttiva Alberto Gusmeroli a Restart, sempre domani, ora Antelucana 9:45, Restart Rai 3. E poi 13:45, sempre domani, Un giorno da pecora, Rai Radio 1, con quella che è stata per anni e anni una voce storica di Radio Padania, il presidente dei senatori a Palazzo Madama Massimiliano Romeo. Poi alle 23:20 domani sera Piazza Pulita alla 7 con Claudio Borghi. E fermiamoci qui perché abbiamo esaurito gli spazi e andiamo, togliamo la condivisione perché poi vedono titoli, vedono i miei file compromettenti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, in 5 minuti un bel po' di sondaggetti. Termometro politico: Fratelli d'Italia 29,2, 22,8 PD, 10,2 5 Stelle, 8,8 Lega, 8,5 Forza Italia, la sinistra 6,7. Sempre termometro politico, l'invasione del Libano e di Gaza da parte di Israele è grave quanto quella dell'Ucraina da parte della Russia? Sì, 29,8. Penso che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia più grave, 35,6. Penso che l'invasione di Gaza e Libano da parte di Israele sia più grave, 17,7. Credo che siano comprensibili entrambi, anche se per motivi diversi, 12,3, 4,6 non sa. Poi Israele ha invaso il sud del Libano, il suo giudizio positivo 27,9. Può essere positivo solo se Israele si limita alle aree di confine, 15,1, negativamente 20,7, molto negativamente 33,5. Israele, no, questo scusate è un clone, una tautologia, se mi è venuto il tempo. L'Iran ha lanciato missili contro Israele, lei teme un'escalation? Sì, 18, poi addirittura terza guerra mondiale 18, sì, nel Medio Oriente 46,5, no, 25,1, no, credo che Israele e Islam sia un gioco delle parti, addirittura 6,8, non sa, 3,3. Anche questo è un altro clone, chiedo scusa. E poi sono passati 2 anni dalla vittoria del centrodestra.
a 2 anni di distanza, lei può dire di stare meglio o peggio di allora? Molto meglio, 15,2, un po' meglio, 21,7, allo stesso modo 18,8, un po' peggio 15,4, molto peggio addirittura il 28,1. Quindi cosa possiamo dire? Che il 36,9 meglio, il 43,5 peggio, 18,8 uguagli, per dirla con Frassica. Fiducia in Meloni 41,2 contro 58,6 che non ne ha. E poi andiamo avanti. Commercio al dettaglio, variazione congiunturale negativa, meno 0,5. Poi abbiamo conti economici trimestrali. Allora, il PIL è aumentato dello 0,2 rispetto al trimestre precedente, dello 0,6 rispetto a un anno fa. Allora, qua, aspetta, questo lo chiudiamo. Niente, allora, vediamo. Amministrazioni, conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 3,4%, meno 5 rispetto allo stesso trimestre del 2023, il che dovrebbe voler dire risparmio, quindi, no? Si suppone, I suppose. Poi abbiamo Piepoli, Dunque, il conflitto in Israele, l'evento della settimana 43%, il conflitto russo-ucraina 11%, il referendum sulla cittadinanza Ius Schole 7%, viaggio del Papa in Belgio 7%, poi Fratelli d'Italia 29,5%, Lega 8%, Forza Italia 8,5%, Sinistra, PD 22%, 5 Stelle 12, AVS 6. Vediamo se riusciamo a fare con azione Lepre. Tecne, abbiamo Fratelli d'Italia 29,4, PD 23,7, Forza Italia 11,1, 5 Stelle 10,5, Lega 8, Verdi e Sinistra 6,5 e l'ultimo che è un SVG. E allora la Cassazione dei rilevamenti demoscopici: Fratelli d'Italia 29,5, PD 22,7, 5 Stelle 11,4, Forza Italia 8,7, 8,5 la Lega, Verdi e Sinistra 6,9, 2,8 Azione, Italia Viva 2,2, più Europa 1,9. Stop. Allora, grazie a Francesco, splendidamente sul ruolo di comando e regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.